Non volevo spiegarmi niente, sapevo della condanna, me la aspettavo per quello che è successo negli ultimi 15 giorni, nell'ultimo mese e mezzo. L'acquisizione di atti che non c'entravano niente con la parte precedente del processo e soprattutto l'acquisizione di una intercettazione che era stata fatta, siamo nei primi di gennaio del 2014, nel 2008, quasi 6 anni prima. Era a disposizione della pubblica accusa, intercettazione relativa ad un colloquio, ad un incontro che si è svolto presso gli studi del quotidiano La Sicilia, di nessun valore, di nessuna portata per quanto riguarda nessun reato, una richiesta di occuparmi di qualcosa e poi segue il suo corso e sul cui esito nessuno è stato interrogato per sapere se è stato da me compulsato, invitato, costretto a fare qualcosa. Dinanzi a questa stranezza abbiamo chiesto che i partecipi a quell'incontro venissero sentiti come testimoni. Certamente la mia difesa forse avrebbe sviluppato poi un lungo ulteriore dibattimento, perché secondo la mia valutazione, mi sono sforzato di dimostrarlo, attorno al contenuto di quella intercettazione, che poi è il pigno, il centro commerciale, eccetera, eccetera, si impernia la condanna.